Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Dunque torniamo in diretta per quanto riguarda gli appuntamenti del nostro live streaming per parlare un po' del gruppo Horizon Friuli TV. Importanti novità, ve l'abbiamo accennato più volte, già sul finire del 2021-2022 di ripartenza immediata. Chiaramente senza tanti giri di parole, ma soprattutto con idee chiare e trasparenti, senza vantarsi magari tanto per sparare qualcosa e poi alla fine rischi di fare anche la figura del merlo quando il cacciatore non ti prende con il fucile. Già collegato con noi invece dall'altra sede per quanto riguarda il nostro gruppo, Giuseppe Quattrin, chiaramente responsabile dell'area tecnica di Friuli TV, ma CEO per quanto riguarda Horizon Informatica. Buon pomeriggio Giuseppe, ben ritrovato con noi. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Allora, dicevamo, importanti novità perché ci stiamo piano piano espandendo, abbiamo messo, come si dice, una mattonella alla volta e stiamo cominciando a ripartire con importanti novità. Allora, da dove vuoi che cominciamo? Dall'Interporto, dalla Carnia, nuova tecnologia e prodotti, perché abbiamo tanta carne al fuoco. Partiamo un attimo dalla Carnia, poi scendiamo verso la bassa, come si suol dire. Certo. Quindi, senti, perché la carne innanzitutto? Perché, allora, precisiamo una cosa, l'anno scorso abbiamo fatto un anno di test, di esperimenti su alcuni settori e su alcune tecnologie, su alcuni prodotti. Abbiamo appurato che avevamo azzeccato la tipologia di prodotto e la zona, e il 2022 sarà l'anno del lancio completo di questi prodotti e dell'integrazione. La Carnia era un obiettivo di alcuni anni fa e di un mercato che si sta espandendo. Ci sono tante piccole, medie e piccole realtà di cui alcune non ero neanche a conoscenza dal raggio di azione, ovvero si va a parlare di aziende che operano col Sud America, Nord America, con dei prodotti particolari e prodotti specifici di mercato. Abbiamo abbinato questi nostri software alle loro tecnologie, sempre in ambito di industria 4.0, al fine di poter ottimizzare la tecnologia delle loro conoscenze, la tecnologia in base alle richieste di mercato e di affiancarli ai software in modo da rendere queste macchine, tra virgolette, parlanti, Certo. in modo di comunicare sia con l'azienda ma anche con i clienti e fornitori, ovvero rendere in modo di poter fare a distanza assistenza anche a migliaia di chilometri di distanza. Ecco l'importanza, no, del fatto di arrivare in tempo, praticamente a velocità illimitata, ma soprattutto a distanza, come hai detto tu, praticamente annullata in pochi attimi, no? Grazie al web, grazie al fatto che la velocità si sta sempre più materializzando anche dalle nostre parti. Molto spesso magari ci lamentiamo, anch'io mi lamento qualche volta per problemi tecnici dovuti al fatto che le connessioni sono ancora ai tempi di Marco e Caco, direbbe qualcuno, ma grazie a queste nuove tecnologie si riesce anche a sopperire quelle che sono purtroppo gli handicap dovuti al fatto che la digitalizzazione in Friuli Venezia Giulia è ancora diciamo così, non è proprio in spinta veloce, ma insomma in qualche maniera sta arrivando col tempo, ma bisogna chiaramente non aspettare come gamberi. Certo, infatti degli obiettivi anche per cui adesso si è puntato nella Carnia è anche il fatto che finalmente, non ancora ovunque, però è arrivata la famosa fibra, quindi internet veloce che mi va a coprire anche realtà che prima erano completamente, non dico assenti di segnale, ma con un segnale molto scarso. Sto parlando di zone come Ampezzo, Forni di Sotto e zone limitrofe.
Il nostro obiettivo, come avevamo già accennato, è di impostare una delle basi fisse in località zona Villa Santina, e il progetto è già molto avanti, in modo da poter offrire un servizio sempre più mirato e veloce, come dicevi te prima. Certo. Senti, tra l'altro si parla anche di nuova normativa per quanto riguarda la sicurezza dei dati. Proprio oggi, nel corso del nostro audio-video giornale, abbiamo dato la notizia della Guardia di Finanza che sta operando anche in Friuli Venezia Giulia, proprio perché molte persone sono cadute nella rete e si sono trovati con delle sgradite sorprese. Importante questo da sottolineare, no? Certo, diciamo che mentre una volta i furti venivano fatti scassinando le porte, le finestre, entrando nelle aziende, e adesso c'è il furto di Diciamo che ci dati. sono ancora oggi, Sì, sempre sì, di no, no, ma moda. dico, si sono affiancati a questi e vedo che purtroppo che parecchia gente, parecchie aziende soprattutto, non danno adito a questa cosa qua, cioè lo danno per scontato. Ricordiamoci che quando dei dati vengono rubati o trafugati, a parte restare fermo per il recupero di tutti i dati, c'è anche da rispondere a livello legale verso la diffusione dei dati di clienti o fornitori che vengono sparsi in giro per il mondo. Ho visto, sì, come dicevi te, ci sono parecchi attacchi, adesso vanno di moda gli attacchi alle ASL o altre tipologie per trafugare dati relativi Certo. ai Green Pass o altro. Però ricordiamoci che i dati aziendali devono essere messi al sicuro e devono essere custoditi ed in caso di attacco Certo. facilmente recuperabili. Aggiungo una cosa, riprenderanno anche quest'anno i corsi mirati di formazione per l'adeguamento delle aziende, che non sono soldi purtroppo. La gente, il cliente, quando lo si dice, gli dice sono soldi spesi male. No, i soldi spesi male sono quelli che dovrei andare a investire quando rimani fermo per 4 giorni per recuperare i dati e poi dare, come ho detto prima, dare risposte che di dovere per la diffusione di questi dati. Chiaramente poi con tutto il nesso e connesso. Certo. Senti, abbiamo parlato della Carnia per quanto riguarda lo sviluppo, no, di Friuli TV e di Horizon Informatica chiaramente in parallelo. Poi parliamo dell'interporto di Pordenone perché ci sono importanti novità anche qui, no? Perché grazie al fatto delle conoscenze di chi vi parla e grazie all'esperienza di Giuseppe dall'altra c'è la possibilità, insomma, tra pochi giorni, fra qualche settimana, non vogliamo, come ho detto già in apertura, non vogliamo fare tanto il stappare già le bottiglie di spumante ancora prima di imbottigliarlo, però diciamo che c'è un progetto che si sta allargando per quanto riguarda proprio Friuli TV e con rubriche, trasmissioni e via dicendo per quanto riguarda appunto la nostra piattaforma web sul territorio, con uno studio operativo proprio nella zona dell'interporto grazie appunto alla collaborazione di altre persone che stanno entrando dentro come partnership con noi. Sì, sempre nella nostra ottica di partnership e di lavorare a 360 gradi. Era da un po' che questo progetto veniva portato avanti, adesso siamo giunti alle conclusioni, siamo pronti per anche questa nuova avventura e grazie con i nomi specifici alle persone che ci hanno dato una mano, ovviamente lo faremo in fase di inaugurazione, ma più che persone, tra virgolette, che hanno dato una mano, sono dei futuri partner, gente con esperienza trentennale o venticinquennale, giusto Omar, alle spalle. Certo, anche quarantennale. Ecco, meglio ancora, quarantennale, quindi saranno delle sorprese sia sempre sotto l'aspetto di Friuli TV che anche di Horizon Informatica, con qualcosa di ampliato e di nuovo servizio Chiaro. nella zona dell'interporto. No, diciamo subito che la carne al fuoco è già stata tirata fuori dal frigo, tanto per essere chiari, no. è in fase di amalgama, no? Tanto perché non si prende la bistecca e la si butta direttamente sulla piastra, intanto bisogna dargli i sapori, dargli la possibilità di, dopo che è frollata bene, adesso stiamo passando al passaggio intermedio, no? Con tutti i sapori ben mirati sulla stessa. Tra qualche settimana, come detto, pochi giorni, insomma a metà febbraio vedrete insomma la griglia
grigliare in una certa maniera. Stiamo portando avanti insomma un progetto editoriale molto importante, con delle novità, con l'informazione sempre più presente sul territorio, con trasmissioni dedicate al territorio, insomma qualcosa di particolare, progetti seminati nel tempo, seminati bene nel tempo, i quali piano piano stanno crescendo, e adesso andremo, come si dice in questi casi, a raccolta, per dare un ulteriore servizio completo anche ai nostri fedeli amici che ogni giorno ci seguono attraverso le nostre piattaforme social per l'informazione, ma anche per quanto riguarda insomma le iniziative che friulitv.net insieme a Horizon Informatica porta a voi attraverso insomma il sistema e il modo virtuale, in un certo senso. Esatto, quindi era da un po', come accennavi te, come avevamo detto anche prima, che si tentava di portare avanti questo progetto. Non è un progetto piccolo, non abbiamo voluto bruciarlo, quindi giocando tutte le carte in un colpo solo. Come dicevo prima, il 2021 è stato un anno di reset e di implementazioni, di modifica alla struttura. Ora che i motori sono allineati, vediamo un attimo di ampliare. Anzi, ti dico subito che mi è appena arrivato un messaggio da parte del nostro utente che mi scrive: non avrete mica intenzione di aprire un nuovo canale televisivo a livello del digitale terrestre? Io rispondo di no, perché uno, non ci sono più gli spazi, e due, siamo matti ma non proprio fulminati al 100%. Il nostro Amiamo il progetto rischio fino a un certo punto. Anzi, è l'esatto contrario, cioè quello di il web, che sposerà in un certo senso alcune iniziative anche attraverso il classico sistema di diffusione della televisione attraverso il canale del digitale terrestre. Ma altro non vi aggiungo, cioè nessuna TV nuova, nessuna rivoluzione copernicana sul territorio. Non faremo prigionieri, come diceva qualcuno, noi siamo per la libertà e dunque non ci interessa fare prigionieri, anzi ci interessa implementare quello che è il nostro organico, quello che è la nostra operatività, perché il puzzle alla fine deve essere composto dai vari tasselli. Qui le porte, come si dice, sono aperte, chi vuol lavorare, chi vuol fare qualcosa per il proprio futuro, siamo a completa disposizione. Anche perché il progetto mi sembra stato tarato e ritarato, perché io e te abbiamo iniziato a parlare di web TV, mi pare che era gli anni 2000 e qualcosa ancora, quindi 2002-2003. Quando circa 20 anni, anzi 20 anni fa, quando ancora di web TV in giro non si sentiva parlare. E adesso l'abbiamo tarata e configurata. Mi chiedeva ieri un cliente su che canale vedo. Purtroppo non c'è ancora l'ottica e si è ben capito cos'è una web TV o come funziona una web TV. Una web TV si appoggia e lavora sul web, non ha un canale dedicato o quant'altro. Qual è il vantaggio? È visibile ovunque, è utilizzabile come una semplice TV. Purtroppo siamo ancora un po' indietro nel capire questa tecnologia, ma vedo che a piccoli passi arriveremo anche lì, insomma. Bene, noi siamo qua, come detto, a disposizione. Grazie Giuseppe, non sveliamo tutte le cose, perché man mano che proseguiamo nel corso di questo 2022, che ci auguriamo insomma positivo per tutti, in primis nella salute e poi per quanto riguarda tutto il resto, insomma siamo qua. Comunque ripetiamo, tra qualche giorno, massimo metà del mese di febbraio, vedrete le novità in arrivo per quanto riguarda la nostra testata giornalistica, perché possiamo già parlare ufficiale di testata giornalistica, perché stiamo ultimando, insomma entro la prossima settimana ci sarà la consegna ufficiale dell'iscrizione per quanto riguarda la registrazione in tribunale, e dunque saremo ufficialmente pronti anche a questa cosa, insomma, dopo le fasi sperimentali, come si dice in questi casi. Puntata zero. Bene, grazie Giuseppe, grazie ai nostri amici alla visione e all'ascolto. Ripetiamo, Friuli TV, step successivo, siamo qua come sempre a vostra disposizione, e chiaramente ringrazio tutti coloro che ogni giorno ascoltano e vedono quello che produciamo attraverso il nostro canale e soprattutto attraverso le nostre piattaforme di collegamento, dove potete tranquillamente a costo zero seguire tutto quello che si fa da queste parti, isole comprese. Grazie a tutti, e non resta che augurare a tutti voi un buon pomeriggio, e vi ricordo che le news le potete trovare sul nostro sito friulitv.net. Sono le 15:23 per chi ci guarda in diretta. Un saluto anche a coloro che guarderanno in registrata questa trasmissione, e come si dice nella lontana, non perfida Albione, ma nella lontana provincia dell'Impero,
mandi e alla prossima. Ciao a tutti.